Direttore, le chiedo i vantaggi di questo aggiornamento. Questo aggiornamento tecnologico fortemente voluto dalla direzione strategica ci dà la possibilità di aumentare il ventaglio delle tecniche radioterapiche da poter offrire presso questo territorio. Prima si potevano trattare soltanto i pazienti con una tecnica 3D conformazionale, oggi grazie al cambio della testata dell'acceleratore passando da 80 a 120 lamelle e l'aggiunta dei due bracci robotici che ci permettono di fare le combim di valutazione dei trattamenti giornalieri, abbiamo la possibilità di effettuare delle tecniche stereotassiche, delle tecniche ad intensità modulata e delle tecniche volumetriche che sostanzialmente determinano una maggiore precisione del fascio di radiazione sul nostro bersaglio, il nostro target, con il massimo risparmio dei tessuti sani circostanti. È un po' il paradigma della radioterapia, della radio-oncologia nella lotta, nel contrasto alle neoplasie. Che risposta si dà alla collettività? La risposta alla collettività è che il paziente riuscirà a effettuare tutti i trattamenti possibili nella sfera oncologica restando nel proprio territorio, perché il diritto del malato, ma soprattutto quello del malato oncologico, è quello di curarsi presso il proprio territorio, quindi senza dover effettuare dei viaggi o spostamenti con un impatto non solo emotivo ma anche, devo dire, economico e culturale diciamo, di questi pazienti che già devono affrontare il percorso della malattia oncologica, e questo possono farlo a casa loro, accanto ai loro cari, con il minimo fastidio possibile e con la massima possibilità di essere accuditi a casa loro. Beh, potenziamo un'offerta che è quella, in questo caso importantissima, quella della radioterapia oncologica, e quindi potenziare l'apparecchiatura e potenziare anche le risorse umane, perché stiamo discutendo col dottore Bono proprio di questo, e ci consentirà di dare un servizio sempre più efficace e quantitativamente aumentato all'utenza.